arbitro Gabriele Totaro di Lecce, che è pronto, consulta il cronometro dopo un'occhiata ai due assistenti e dice che la partita proprio in questo istante può cominciare. Calcio d'inizio, lo batte Vitale, si fanno sentire i tifosi del Catania. Rizzo subito l'affondo sull'auto di destra del campo, alla ricerca poi del movimento di Chiarella. Sradicato il pallone ai piedi di Chiarella, arriva Somma di testa, poi perfeziona ancora una volta Rizzo senza guardare, cercava Russotto. Subito il Catania aggressivo con Castellini che recupera sull'auto di destra del campo. Lo scarico per Russotto, si va a vedere in mezzo al campo Manuel Sarao tra due avversari, riesce a superare il tackle, poi perde il pallone all'indietro per Rizzo che subito serve sull'auto di destra del campo. Chiarella con l'esterno della rete, si fa praticamente pericolosissimo il Catania che taglia il campo. Velocità e soprattutto passaggi di prima intenzione sono quelli che hanno contraddistinto la prima manovra offensiva della formazione rossa-azzurra, con Curtosi che adesso gioca con i piedi, esce fuori dall'area di rigore cercando di indirizzare il pallone più profondo che può all'indirizzo del riferimento centrale lì in mezzo al campo. Si fa vedere Cicirello sull'out di sinistra, rincorre poi il pallone Somma, aspetta che oltrepassi la linea dell'out, guadagna la rimessa con le mani il Catania con Rapisarda. Dalle sue parti c'era Bonfiglio che adesso si defila, rimessa con le mani per il Catania. Rapisarda se la prende comoda, ancora il capitano della città di Sant'Agata sulla traiettoria del pallone Manuel Sarao, prova a raccogliere, poi perdiamo pallone in mezzo al campo, lo recuperiamo ancora con Rapisarda, sciabolata all'indirizzo di un fronte offensivo centrale che in quel momento si vedeva sguarnito. Russotto era il più esterno dei giocatori della Catania, pronto a raccogliere, si lotta a centrocampo e finora il Catania sembra avere la meglio sulla città di Sant'Agata. Castellini non riesce però a raggiungere la sfera sul lungo taglio in orizzontale. Consegniamo la rimessa con le mani ai padroni di casa con Barbara, si gioca all'indietro mentre ancora si fanno sentire i tifosi del Catania. Casella che è stato piazzato in posizione centrale, palla che si perde fuori, il campo era finito, aveva alzato, anzi no, posizione irregolare sulla fronte del lungo lancio e con lo stop irregolare con un tocco probabilmente col braccio e quindi l'arbitro aveva fermato il gioco. Vitale, recupero per Castellini, si lotta corpo a corpo, non c'è fallo secondo quelle che sono le indicazioni del direttore di gare, proprio Barbara il terzino destro, e qui dovremmo fare particolare attenzione perché su questa linea, quella composta da Barbara e Vitale, potrebbero ovviamente scaturire le migliori azioni della città di Sant'Agata che aggredisce gli spazi, poi difende invece con Cicirello il pallone, giocatore a tutto campo, l'abbiamo visto a sinistra, adesso si è spostato a destra. Gioco fermo e calcio di punizione a favore del Catania. Non è d'accordo il capitano del città di Sant'Agata, ex delle Due Torri del Trapani. Gioca Somma, tentativo di lancio intercettato, poi il pallone di rimbalzo è andato a finire oltre la linea del fondo. Si riprende quindi direttamente da Groaz, si scusa Somma perché non aveva guardato prima di tentare il rilancio in avanti. Groaz col destro, pallone che sorvola la linea di metà campo, ma prima viene intercettato. Città di Sant'Agata che adesso prova a cercare spazio per linee centrali. Attenzione al movimento di Vitale, pallone che viene messo al centro, applausi per la formazione di casa. Si fa vedere Vanzetto dalla panchina, il suo berretto, e abbiamo rivisto quella che è stata la proposizione offensiva della città di Sant'Agata. Ricordiamo che nei primissimi istanti di questa partita il Catania pronti e via si era visto con un tiro molto insidioso
ad opera di Chiarella. E adesso palla che viene messa fuori per l'intervento di Lorenzini. Abbiamo parlato di un out di destra particolarmente insidioso con lo spiovente che arriva a ridosso dell'area di rigore, una serie di rimpalli. Poi attenzione al movimento in chiave offensiva della città di Sant'Agata. Lorenzini, poi arriva Castellini, fa blocco con il corpo, secondo l'arbitro è fallo sul difensore, protesta il pubblico di casa e Vanzetto, che ovviamente non ci sta a quelle che sono le determinazioni del padrone di casa, e forse dalle immagini probabilmente un pizzico di ragione c'era, stato già giocato con esperienza. Castellini, che aveva per un attimo perso l'equilibrio sul portatore di palla, e io vorrei subito le impressioni da Marco Carli quando siamo giunti al quinto minuto di questa partita. Risultato ancora fermo sullo 0-0, si è visto il Catania in apertura e adesso prova a prendere metri la città di Sant'Agata. Marco. E infatti arrivano applausi da parte di Vanzetto per i suoi giocatori, soprattutto quando vanno a pressare alto sulla ripartenza dal basso del Catania. È una cosa inusuale che abbiamo visto in questo campionato, perché insomma il Catania di solito viene molto atteso e rispettato, diciamo, in tal senso. Invece in questo caso il Sant'Agata pressa subito e Vanzetto è contento di questo. Dall'altro lato Ferraro con il suo cronometro d'ordinanza sempre nella mano destra ha dato indicazioni prima a Rizzo. Importante il suo ruolo perché chiaramente si trova in mezzo ai due centrocampisti di riferimento, Calafiore e Marcellino del Sant'Agata, e poi a Russotto per dare una mano anche in chiave difensiva. A te. Un atteggiamento di pressing ultra offensivo, quello della città di Sant'Agata, i due esterni sui due terzini, e poi la posizione di Cicirello che non è quella che gli è più consona, parte invece da una linea centrale di metà campo più avanzata e fa praticamente la spola sui due riferimenti offensivi che sono Vitale da una parte e Bonfiglio dall'altra, e su proprio Cicirello c'è l'attenzione da parte del nostro portatore di buonsenso in mezzo al campo, che è il capitano Rizzo. È stato piazzato lì, buonsenso, tenacia e anche tagli in profondità. Uno schieramento che quindi ha previsto delle variabili sia da una che dall'altra parte. Ricordiamo che il Catania ha rinunciato a Francesco Lodi, ha inserito Rizzo sulle tracce di Cicirello e poi ha inserito Palermo, che invece propone un tipo di gioco diverso, matador dell'ultima partita con la Paternò. Insomma, Rapisarda, adesso il città di Sant'Agata aspetta il Catania, ancora numero 4 della formazione rossazzurra. Si era fatto vedere leggermente più avanzato Chiarella, ma non raggiunge il pallone. Attenzione Vitale, l'apertura sul fronte di destra per Barbara, che mette il pallone al centro dell'area di rigore. Lorenzini, si fa vedere anche Russotto, finora estranea, diciamo, la linea offensiva del Catania allo sviluppo dell'azione. Russotto che non ritorna. Sarao si è visto soltanto all'interno dello specchio di centrocampo. Palermo va a fare pressing sul portatore di palla e si riparte ancora da Calafiore. Apertura stavolta sull'auto di sinistra del campo, il pallone che spiava all'interno dell'area di rigore. Ancora Lorenzini a aspettare più in alto di tutti. Sarao forse con un braccio, anzi sì, stavolta se ne accorge il direttore di gara, comanda il calcio di punizione. C'è Casella sul punto di battuta del calcio di punizione. Goffa un po' il disimpegno da parte di Sarao, l'arbitro che aveva soprasseduto su un fallo di mani in precedenza. Stavolta ha visto bene. Perdiamo palla sul settore di sinistra del campo. Somma con
intervento chirurgico a sradicare il pallone dei piedi all'avversario. Parte Palermo sull'auto di destra del campo, supera il primo avversario, ancora una volta Palermo avanza palla al piede, 25-30 metri, poi lo spioventa all'interno del rigore, non giunge per Russotto, ma in seconda battuta arriva Vitale, il controllo col destro, il contro spioventa all'interno dell'area di rigore, completamente fuori misura la girata di testa da parte di Salausi, l'ha fatto vedere Palermo sull'altro fronte del campo, non l'aveva visto il compagno di squadra. Vanifichiamo quindi questa progressione offensiva, partita davvero con una lunga rincorsa lungo l'auto di destra da parte di Palermo, il taglio poi è nuovamente partita che cerca di trovare qualche equilibrio lì in mezzo al campo. Parte Vitale, il taglio sulla fronte di sinistra, attenzione perché siamo sguarniti, deve rientrare Chiarella, limite dell'area di rigore, la botta, il pallone che si perde 1,5 metri a sinistra, la battuta da parte di Squillace, giocatore che ha tirato cercando anche la deviazione all'interno dell'area di rigore. Guardate il momento del tiro, anzi no, ma è stato proprio Squillace che si è fatto ingolosire dalla possibilità di essere lasciato solo, non ha progredito sino all'interno dell'area di rigore, pallone pericolosissimo. Palermo cerca Chiarella, lo stop di petto di Chiarella, siamo lungo il corridoio di destra, il controllo di Chiarella con il destro, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, la girata da parte di Russotto, vorrebbe un fallo di mani all'interno dell'area di rigore, l'arbitro invece non vede niente. Vitale in seconda battuta, poi Rizzo, palla alta campanile di testa, governano lì in mezzo al campo dell'area di rigore i giocatori della città di Sant'Agata, poi sbrogliano tutto mettendo il pallone oltre la linea dell'auto, la rimessa con le mani a favore della formazione rossa-azzurra con Castellini, ma qua vediamo che il fallo di mani mi sembra assolutamente evidente all'interno dell'area di rigore, il braccio era totalmente staccato dal corpo, proteste anche se la distanza era particolarmente ravvicinata nel contatto e nel tiro, l'arbitro ha inteso o non ha visto o inteso naturale comunque l'apertura del braccio così slegato dal corpo, proteste del Catania, ma decisione dell'arbitro che ha lasciato correre su questa occasione. Castellini rimette il pallone in gioco con le mani, si alza Palermo all'interno del rigore, poi prova la rovesciata il Catania con Chiarella, pallone ancora vivo all'interno della rigore, poi deviazione da ultimo uomo con Palermo che gira praticamente distante dal legno di sinistra della porta difesa da Curtosi e sfuma questa possibilità per il Catania. Stiamo rivedendo con il replay quello che è avvenuto, una manciata di secondi addietro, 17 minuti e 49 secondi all'inizio di questa partita, il risultato è di 0-0. Abbiamo parlato di una partita che sarebbe giocata a ritmi particolarmente intensi e finora questi primi 18 minuti, che se il nostro time code forse è andato un po' in default, ma il nostro cronometro che dice che invece sono 13 minuti, ma cercheremo di correggere eventualmente quelli che sono le tempistiche di questa partita. Di testa arriva Castellini, mette il pallone fuori, hanno guadagnato 25 metri i giocatori della Sant'Agata che adesso ripartono nuovamente con la linea centrale, con Casella che si fa vedere, prova la giocata dall'inizio e poi Calafiore in mezzo al campo a fare il metronomo di questa squadra, il controllo di Claudio Calafiore, vice capitano, l'apertura sull'auto di destra del campo per Barbara, scarico per Duli, all'indietro
11 giocatori dietro la linea del pallone sono il Catania, in attesa dello sviluppo della manovra della città di Sant'Agata. Ancora una volta Calafiore, curriculum e gol per il centrocampista col vizietto della marcatura della città di Sant'Agata. Poi il gioco viene fermato, fallo da parte dei giocatori del Catania, lo commette Palermo e c'è il calcio di punizione per la formazione rossa-azzurra. E vediamo, sentite in sottofondo i cori dei tifosi del Catania, mentre ci sono 3 maglie biancazzurre all'interno dell'area di rigore. C'è tutto lo schieramento dei lunghi ma anche degli agili all'interno della metà campo. Attenzione, c'è Casella, pallone che spiove all'interno della rigore, arriva Russotto che era andato praticamente da coast to coast dalla posizione di sinistra, si era andato a mettere, a chiudere, quasi a seguire uomo per il taglio sul secondo palo. Squillacio e adesso anche Barbara ritorna nuovamente nella sua posizione, che è quella di esterno a destra, mentre Groaz ha rimesso il pallone nuovamente in gioco. Rizzo di prima intenzione non supera il barco lì in mezzo al campo di Duli, che è tornato in posizione centrale. Castellini incaramola il pallone tra i piedi, troppo lungo e profondo, finisce per favorire la ripresa delle operazioni di gioco con calma della formazione di casa. Attenzione, il taglio per Vitale, out di destra del campo, scivola Vitale, Castellini gli recupera la posizione, attento l'esterno difensivo di sinistra del Catania, poi Lorenzini perfeziona il rilancio, Palermo in mezzo al campo, attenzione, deve vedersela con Calafiore, vince il duello il numero 31 della formazione di casa, poi pallone che ancora una volta gravita all'interno dell'area di rigore, troppo lungo e largo il taglio, con attenzione Vitale non permette a Barbara di andare a cercare il tocco di tacco in profondità. Barbara che comunque guadagna la rimessa con le mani. Adesso città di Sant'Agata che prova ad amministrare anche gli spazi, si accorcia il Catania e si gioca nella metà campo rossa-azzurra, formazione del tecnico etneo Giovanni Ferraro, che non riesce più ad uscire fuori negli ultimi 2 minuti e mezzo, 3 minuti dall'inizio di questa partita dall'area di metà campo. Città di Sant'Agata che sta cercando di invece imprimere un pressing di tutto rispetto dall'inizio di questo match, finora comunque portieri inoperosi sia dall'una che dall'altra parte. Tanti cross sono anche l'elemento che contraddistingue questa partita. Battuta il calcio di punizione, attenzione all'interno dell'area di rigore e poi l'arbitro che aveva comunque fermato il gioco per una posizione irregolare nel momento della girata praticamente quasi a rete. Forse questo è il momento in cui bandierina del guardaline già sul controllo di Casella aveva praticamente alzato la bandierina, palla comunque che si era persa fuori dai legni della porta difesa da Groaz, ma il Catania deve provare a distendersi, non soltanto a chiudere sulle giocate della formazione di Leo Vanzetto. 16° minuto e 49 secondi, c'è Marco Carli. Ti dico una richiesta di Russotto che è stata fatta poco fa proprio vicino alla mia postazione, ha detto: mister, non ci fanno giocare quando partiamo dal basso, tanto vale che ci alziamo un po' e andiamo a cercare di prendere la seconda, cioè la palla ribattuta dalla difesa avversaria. Questa l'idea di Russotto, di un Catania che è particolarmente attento in chiave difensiva. Anche Ferraro dà indicazioni, soprattutto i suoi, sui piazzati del Sant'Agata, guidando le posizioni dei suoi giocatori. L'ha fatto con Sarao, l'ha fatto con Vitale. Tu hai sottolineato bene l'importanza dell'esterno di destra per il Sant'Agata e quello di sinistra per il Catania, con la sfida fra Barbara
e Castellini. Dall'altra parte però fino a questo momento si è visto poco, c'è un duello molto importante, quello fra Squillace e Rapisarda, che sono a tutti gli effetti i due esterni più forti di questo campionato. Squillace dalla parte del Sant'Agata e Rapisarda ovviamente per il Catania. Si è visto ancora poco questo duello, giustamente Marco, dall'inizio di questa partita finora il Città di Sant'Agata ha preferito giocare quasi sempre lungo la versante di destra. Attenzione, perché adesso può partire il Catania, lo fa con Chiarella che prova la girata dal limite dell'area di rigore, pallone che non viene intercettato da nessuno, il colpo sbilanciato all'indietro, si è fatto ingolosire il numero 31 della formazione rossa-azzurra, con una palla che però si è persa abbondantemente distante dai legni della porta difesa dall'estremo difensore il Città di Sant'Agata Curtosi. Città di Sant'Agata che è squadra che in casa non ama le mezze misure, non ha mai pareggiato, ha solo vinto buona parte delle partite, ne ha perse soltanto 3 dall'inizio del campionato, ma finora nessuna partita si è conclusa qui all'interno di questo stadio Biagio Fresina con il segno X. Rimessa con le mani, palla giocata da Somma a Lorenzini, da Lorenzini a Castellini, diventano speculari le due squadre. Possesso di palla del Catania prevede un arretramento anche della corsia offensiva della Città di Sant'Agata, non si manovra a centrocampo, si preferiscono i lunghi cross, cercare portatore di palla più esterno. E adesso manovrata l'azione del Città di Sant'Agata, interrotta dall'ottimo lavoro di Somma, giocatore che sta giocando davvero con grande attenzione da un mese a questa parte, diventato uno dei pilastri della difesa rossa-azzurra, sempre particolarmente attento. Rizzo, capitano del Catania, il taglio per Rapisarda che si era fatto vedere lungo la dorsale di destra del terreno di gioco, ma tutti ad aspettare le giocate del Catania, non ci sono spazi, arretrata anche la linea dei trequartisti di Cicirello e di Vitale che gravitano stavolta sulla tre quarti difensiva della Città di Sant'Agata, e questo praticamente a chiudere tutte quante le linee di passaggio. I tre difensori centrali Brunetti, Casella e Duli diventano in 5 perché Barbara e Squillace ritornano sulle posizioni più difensive e anche Vitale e Cicirello vanno a fare densità in mezzo al campo adesso che il Catania va a presidiare la metà campo del Città di Sant'Agata. Russotto al centro dell'area di rigore, non si intendono con Sarao che era leggermente arretrato, poi ci ha provato Castellini a dare un pallone all'interno dell'area di rigore, duello lì tutto muscolare, stavolta con Rapisarda che si era leggermente accentrato, Rizzo un presidio in mezzo al campo tra due avversari. E adesso l'apertura sulla versante di destra con una deviazione e stiamo rivedendo dalle immagini dal basso, concessione del primo calcio d'angolo, è stato Calafiore ad intercettare il tiro, primo piano invece per Rapisarda del Catania, e dalla bandierina di destra palermitano Bonfiglio a battere il calcio d'angolo, ex del Trapani, del Marsala, cresciuto tra le giovanili del Palermo, chiama praticamente lo schema. Il numero 10 della formazione biancazzurra lo batte con il destro, pallone indirizzato all'esterno, limite dell'area di rigore, gioco nel frattempo però è stato fermato dal direttore di gara quando siamo giunti al 22esimo minuto dall'inizio di questo primo tempo, con i movimenti anche in chiave offensiva così come vi avevamo raccontato, con Cicirello che fa la prima punta tipica perché parte da una posizione più arretrata rispetto a quelle che sono, diciamo, le collocazioni ufficiali, e con Vitale che è mancino che gioca a destra e con Bonfiglio che invece è un destro che gioca a sinistra, con i piedi invertiti
indicazioni importanti in chiave tattica per quello che è il disegno voluto da Leo Vanzetto per questa partita che comunque le due squadre stanno interpretando, giocando una gara ad altissimo ritmo. Si gioca a calcio finalmente dopo tante partite dove invece il calcio lo ha provato a giocare soltanto la formazione rossa-azzurra. Gioco fermo perché Rizzo ha commesso fallo, siamo sulla tre quarti, si lamenta Rizzo, si lamentano anche i giocatori della città di Sant'Agata e mi pare che comunque ci siano anche conseguenze. C'è Rizzo che rincorre, ma sì, e c'è stato probabilmente un contatto con Bonfiglio che rimane dorante per terra. Cerchiamo di rivedere nuovamente questa azione, cerchiamo di capire da Marco Carli quello che ha visto. Lui è in una posizione assolutamente privilegiata. Allora, quello che ho visto è questo, che Rizzo è anche scivolato, è scivolando, sì. È andato a colpire con il braccio il giocatore del Sant'Agata. Mi sembra un gesto assolutamente involontario, infatti credo che non ci siano state decisioni da parte dell'arbitro in tal senso, se non un richiamo che sta facendo proprio in questo momento. Beh, insomma, sì, ma anche se mi è parso più a distanza di sfioro, ma non mi pare che ci sia stato un contatto con Calafiore, ma batte il calcio di punizione proprio lui, giocatore pericolosissimo sui calci piazzati. Poi prova a rettificare dopo la ribattuta da parte della barriera, ma la rettifica è peggiore del tiro. Si defila pertanto numero 33, vice capitano della città di Sant'Agata, sempre pericolosissimo su quelli che sono i calci piazzati. Fa parte ovviamente della schiera degli attaccanti di maggiore valore, di valore prestigio. 10, ma forse anche 11 gol quelli che sono stati segnati. Niente, attenzione sull'altro fronte, c'è Russotto all'interno del rigore, il controllo con il destro, arriva poi in ritardo Palermo. Chiarella prova a rimettere nuovamente le cose in chiaro con Rapisarda, prova a farlo girare con il destro, sfera intercettata, prima calcio d'angolo che batte anche il Catania. Uno ne ha battuto il città di Sant'Agata, peccato perché in quell'opportunità con il tocco di Russotto sono arrivati tardi sia Sarao che Palermo. Calcio d'angolo vanificato dalla risposta attenta della difesa del città di Sant'Agata. Rizzo, che è rimasto l'ultimo baluardo della linea difensiva del Catania. Gli spilungoni erano tutti quanti entrati all'interno del rigore. Ancora una volta Russotto, perfezione di testa all'indirizzo di Sarao, l'interno del rigore. Sarao, il controllo, poi ne viene fuori con il sinistro, pallone che spiova e supera Curtosi. Nessuno riesce ad indirizzare sull'altro fronte, recupera però Chiarella, il sinistro, il gioco di gambe, il doppio passo all'interno del rigore, ancora una volta Chiarella, la deviazione e poi Curtosi che si accartoccia sul pallone. Applausi per lui da parte del migliaio di spettatori ovviamente di fede della città di Sant'Agata, e Marco Carli che si è vista questa azione da bordo campo ce la può raccontare meglio. Marco. L'azione precedente soprattutto perché si è arrabbiato molto Sarao con Vitale. C'è Vitale e l'altro Vitale, ce ne sono due, uno con la maglia 90, uno con la maglia numero 24, la maglia 90 della Catania, mentre il città di Sant'Agata prova stavolta dal limite dell'area di rigore a indirizzare il pallone. Rizzo sta facendo una partita sontuosa, anche Palermo che adesso arriva e va praticamente a recuperare la sfera. Palermo lui spera rimanere nel campo, Palermo avanza, palla al piede all'indirizzo di Vitale, stavolta il 24 della formazione rossazzurra supera nel duello il diretto antagonista e apre per Palermo che si è spostato in posizione di mezzala di sinistra, ancora con Vitale, limite del rigore con Russotto in posizione più centrale, apertura per Sarao e poi con l'intervento in copertura da parte della linea difensiva della città di Sant'Agata si chiude praticamente questa opportunità e questa azione, e adesso invece vede un duello tutto muscolare, tutto fisico, senza falli, dice il direttore di gara, con il pallone che si perde oltre la linea dell'out e quindi semplice rimessa con le mani a favore città di Sant'Agata. Lorenzini, centro dell'area di rigore, riesce a svettare più in alto di tutti, ora Pisarda perfeziona, non ci arriva, poi sull'altro fronte più avanzato della stessa cerniera di destra Chiarella recuperano pertanto la sfera i giocatori della città di Sant'Agata, che continuano ancora una volta
imperterriti con quel motorino di centrocampo che anche il cannoniere Calafiorex della Mazzara. Accelerazioni importanti dall'una e dall'altra parte e poi momenti di attesa con le due squadre che giocano, diciamo, con estrema attenzione, un calcio quasi speculare. Barbara, posizione di terzino destro, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, perfeziona poi con il distacco in altezza di Rapisarda, rimessa con le mani, pallone però che viene riconquistato al Catania. Vitale a centrocampo con Sarao, gli rubano il pallone dai piedi e probabilmente questa palla persa potrebbe il Sant'Agata approfittarne. Ancora una volta Calafiore che apre sulla versante di sinistra, Rizzo si fa trovare pronto, Russotto invece non riesce nello stop facile, ne approfitta Barbara per rimettere il pallone nuovamente in gioco. Si ha un'altezza del cerchio di centrocampo, con calma Vitale, autore di 11 gol nella formazione di casa, taglia il campo sul fronte di sinistra con Cicirello che adesso invece ha dato a trovare la posizione più centrale e più avanzata, parte da dietro e poi si fa trovare invece una sorta di elastico offensivo. Stavolta Vitale prova il sinistro a giro, pallone che si perde comunque un metro alto sulla traversa. Applausi per il numero 90 della formazione di casa, ma mira sbagliata, corpo sbilanciato leggermente all'indietro e la sfera che si è persa alta sulla traversa. In un momento di pausa Marco Carli per raccontare quella che è stata invece la partita vissuta dalle due panchine. Allora, infatti arrivano applausi ancora da parte di Vanzetto, che è molto soddisfatto della sua squadra, anche nell'occasione precedente, nonostante il tiro di Vitale abbia superato abbondantemente la traversa, ma insomma ha applaudito come ha sviluppato l'azione la sua squadra. Intanto ti dicevo, attenzione perché c'è Sarao che avanza palla al piede, Sarao il controllo con il sinistro, poi prova a mettere un pallone al centro dove si era fatto vedere Palermo, non si chiude la triangolazione tra i due, con adesso il Catania che ha recuperato nuovamente il pallone. Marco, poco fa Sarao che se l'è presa con Vitale, il Vitale del Catania ovviamente, sì, per l'azione precedente, quando Russotto aveva messo bene al centro, Sarao era proprio lì, un metro dietro Vitale, ha chiamato il pallone ma il centrocampista ha deciso di tirare e l'azione non è finita bene per il Catania. Tanti applausi invece per quanto riguarda il Catania per Palermo, che sta interpretando la partita nel suo ruolo da mezzala, ma tenta anche di accorciare nei confronti proprio di Sarao. Per quanto riguarda l'esterno sinistro del Sant'Agata, dicevamo in precedenza, intanto a te perché c'è Palermo. C'è Palermo con il destro, la palla che si perde comunque alta sulla traversa. Dicevamo Angelo appunto della parte sinistra dell'attacco del Sant'Agata, con la sfida fra Squillaci e Rapisarda che non si è vista molto fino a questo momento. La cosa fra parentesi nemmeno ci stupisce più di tanto, perché il Sant'Agata è una squadra che ama cambiare gioco, per cui passare dalla parte destra del campo a quella sinistra per trovare Squillace lì spesso e volentieri libero col Catania non gli sta riuscendo. E invece diciamo che la partita lì in mezzo al campo la stanno facendo due protagonisti, da una parte che è Calafiore, che rimane ovviamente l'uomo squadra di questo Città di Sant'Agata, e dall'altro invece Rizzo che sta giocando davvero una buona partita, particolarmente attento anche nella fase difensiva. Da lui è scoccato qualche taglio e poi ovviamente inutile sottolineare, ritornare sulla prestazione di Palermo, pallone che viene giocato all'interno dell'area di rigore, l'anticipo su Sarao, ancora di testa ci prova il Catania a correggere, può ripartire invece il Città di Sant'Agata. Vitale che si va a cercare lo spazio e poi la possibilità per la giocata di Vitale, stavolta il 90 della formazione di casa, Vincenzo Vitale da una parte e dall'altro Mattia Vitale, che invece giocatore in forza alla formazione rossazzurra. Portieri però sostanzialmente disoccupati, perché Groaz e Curtosi non hanno finora dovuto cercare la parata importante. Chiarella, posizione regolare per lui, apertura per Russotto che avanza palla al piede, Russotto il doppio passo con il sinistro, ma mette il pallone all'interno dell'area di rigore, il taglio troppo profondo, si era centrato Sarao, non riesce in questa azione
ad avere il supporto della mezzala, perché anche Palermo si era andato a cercare lo spazio in posizione centrale, il pallone che gravita pertanto e taglia tutta quanta l'area di porta, si perde poi sull'altro fronte e adesso Cicirello in versione più esterna, largo a sinistra, e Leo Vanzetto che dice ai suoi uomini di riposizionarsi. Area tecnica invece di Giovanni Ferraro, che continua a dare indicazioni sulla fase difensiva della Catania. Possesso palla mi sembra particolarmente equilibrato per l'una e per l'altra squadra. Attenzione perché c'è Vitale, Vincenzo Vitale, che se l'ha fatto avanti, il pallone che viene perso. Attenzione perché c'è Calafiore, l'apertura sul versante di sinistra, però la posizione è irregolare. Protesta il pubblico di casa perché non è d'accordo con la segnalazione del primo assistente Piombini di Città di Castello. Su di lui è invettive del pubblico locale per aver interrotto questa trama offensiva. Si riprenderà pertanto a giocare con un calcio di punizione. Lorenzini batterà il calcio di punizione, lo batte a beneficio di Castellini. Castellini che adesso ha praticamente 4 metri di raggio, non affonda la marcatura Vincenzo Vitale della Città di Sant'Agata. Il Catania può quindi ripartire con calma. Somma, nessuno va a pressare, tutti vanno praticamente a chiudere le linee di passaggio, evitare che l'avversario possa costruire. Questo mi sembra davvero l'indirizzo dell'una e dell'altra squadra quando c'è la fase di possesso della Catania, tutta arretrata, mentre c'è forse un fallo commesso da Cicirello ai danni di Somma. Guardava il pallone Cicirello e no, ha colpito poi Somma. Guardate, Somma è lì, Cicirello arriva col gomito alto, poi si scusa con Lorenzini che lo redarguisce, ha visto tutto quanto Lorenzini. Cicirello ha detto: guardavo il pallone, non guardavo l'avversario. Gioco e rimane fermo, non ci sono sanzioni disciplinari per il numero 7 capitano della Città di Sant'Agata. Castellini ritorna a Somma che si è ripreso comunque dopo la botta all'avviso, nulla di particolarmente serio e particolarmente grave per il centrale difensivo della Catania. Rizzo, posizione di play bassissimo, in questo caso il taglio a cercare la posizione per la giocata per Palermo, girato all'interno del rigore il pallone, intercettato e deviato, c'è il calcio d'angolo per il Catania. Buono è stato il taglio di Rizzo e lì bisogna cercare di trovare proprio le verticalizzazioni. Rizzo affari spenti per Chiarella che subito ha messo il pallone all'interno per la giocata di Palermo, la sua girata, sfera intercettata, girata oltre la linea del fondo, calcio d'angolo dalla bandierina di destra, lo batte il Catania, pallone che spiove all'interno della rigore. Mattia Vitale prova a colpire di testa, ultimo tocco stato del difensore, secondo il direttore di gara. Proteste perché alla Catania viene consegnato un calcio d'angolo, non sono d'accordo i giocatori della Città di Sant'Agata, ma stavolta si batte dalla bandierina di destra ed è da quella posizione Andrea Russotto, Spilungoni, che sono tutti al limite dell'area di rigore. La linea difensiva rimase praticamente soltanto Groaz nella metà campo della Catania. Il libero, vecchio libero, lo fa Rizzo. Per il resto tutte maglie rossazzurre o comunque rossazzurre e grigio lavico all'interno dell'area di rigore della Città di Sant'Agata. Pallone che è spiovuto all'interno, va girata e poi per un attimo il Catania con Sarao non vede il pallone transitare al di là della linea che demarca la porta dell'estremo difensore Città di Sant'Agata. Può partire invece la manovra con Bonfiglio, la sciabolata col destro, non c'è posizione regolare all'interno dell'area di rigore e poi dopo che scocca il tiro Calafiore, Guardaline che segna la posizione irregolare che probabilmente non c'era. Protesta del pubblico di casa, ma comunque sia Calafiore aveva già tirato, pallone era stato intercettato da Groaz in netto ritardo. La segnalazione e la chiamata del primo assistente del
direttore di gara, del signor Piombini di Castello, che ha alzato la bandierina probabilmente solo nel momento in cui ha visto scoccare il tiro, ma poteva non esserci in quel caso la posizione regolare. Fatto sta che comunque Groaz era sulla traiettoria del pallone. Russotto viene chiuso, il campo finisce e si riprende quindi con una rimessa con le mani da parte di Curtosi. Sì, con le due squadre che non hanno finora impegnato severamente i portieri, proprio perché si sono ritrovate in un fazzoletto di campo 25-30 metri, cercando di non commettere errori. Pallone che Vitale riesce a fare transitare all'interno dell'area di rigore, non ci arriva Bonfiglio. Fortunatamente per il Catania insomma, un attimo di scoramento Rapisarda, che chiede ai compagni di squadra di fare particolare attenzione, perché su quel fronte probabilmente, su quell'imbucata, poteva sorgere un'azione pericolosissima per il Città di Sant'Agata. Curtosi con i piedi destro a cercare ancora il movimento di Barbara, poi Russotto in chiusura. Squadre attentissime, giocano davvero in un fazzoletto di campo particolarmente ridotto. In 30 metri si sviluppa la fase difensiva e la fase offensiva delle due formazioni, squadre che aspettano l'avversario al ridosso della propria metà campo, lasciando soltanto pochi uomini in fase offensiva quando la formazione avversaria attacca. Viceversa, il Catania si affrontano quindi in maniera speculare. Castellini, la rimessa con le mani, basti pensare che proprio in questo momento ci sono 11 giocatori nella metà campo della Città di Sant'Agata e uno soltanto all'interno della metà campo della Catania. Adesso sono diventati in 3 perché è arrivato Rizzo, è arrivato anche Lorenzini, era rimasto soltanto Somma. Castellini in anticipo sul difensore del Catania, c'è anche il fallo da parte di Barbara. L'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione. Barbara si scusa per un attimo con Castellini, che rimane dolorante dopo la botta, mentre indicazioni che giungono per Russotto in questo momento di pausa. Marco Carri per dirci cosa sta succedendo alla panchina del Catania. Con Russotto che poco fa le indicazioni erano state fra Russotto, Vitale e Rizzo. La combinazione è sempre la stessa, spesso e volentieri Vitale, lo vedete, si va a spostare quasi al posto di Russotto sull'esterno sinistro, con Russotto che si accentra. Indicazioni per Rizzo, cercare più spesso Russotto, che sappiamo una marcia in più per innescare poi le punte. Calcio di punizione battuto dalla Catania ed 11 a ridosso dell'area di rigore della Città di Sant'Agata in maglia bianca-azzurra. Rimane soltanto Bonfiglio nella metà campo e adesso può ripartire la Città di Sant'Agata, e adesso praticamente a zone di campo invertite. Il Catania va a coprire il taglio di Somma, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, e poi incredibile come Barbara non sia riuscito ad intercettare il pallone lì in mezzo all'area di rigore. Era stata tagliata tutta quanta la linea difensiva del Catania, ma attenzione perché l'azione prosegue. Posizione però stavolta irregolare del terzino destro ex Ragusa e Trapani per quanto riguarda la proposizione offensiva, e quello che avete visto anche è stata la reazione di Leo Vanzetto, che dalla panchina ne sta praticamente dicendo in continuazione. Marco Vanzetto. Sì, perché la scena è particolare, perché Vanzetto si lamenta e il bersaglio è sempre l'assistente, no? Il primo assistente, quello per intenderci sotto la tribuna principale, per vari fuorigioco fischiati. Dall'altra parte però c'è Ferraro che si lamenta con Vanzetto, gli dice: mister, basta, possibile che ogni bandierina alzata vi scatenate così tanto? E poi Vanzetto ha fatto il gesto ok a Ferraro, ok scusa. E comunque transagonistica per Vanzetto, mentre rischia qualcosa a Curtosi, ma ne vengono fuori applausi perché su quella posizione c'era Marco Chiarella
è andato in anticipo con la punta del piede su uno degli esterni più forti di questo campionato. La partita incredibile di Claudio Calafiore lì in mezzo al campo, si trova un po' da tutte quante le parti, in fase di possesso, in fase di non possesso. Adesso Sarao rimane l'unico presidio offensivo con Chiarella a ridosso della linea media del campo. Russotto vince un contrasto, poi Rizzo che non ha sbagliato finora praticamente quasi nulla. Sarao di testa all'indirizzo di Chiarella, troppo debole il tentativo di passaggio. Al minuto 45esimo l'arbitro senza recupero manda le due squadre negli spogliatoi. Qui non ci sono cambi, dunque gli stessi 22 in campo in questa fase iniziale del secondo tempo rispetto a quelli che erano scesi in campo nella prima frazione di gara. È vero, sono stati Jefferson e Forchignoni i due del Catania che si sono riscaldati di più. In questo momento si sta riscaldando anche De Luca. Subito la partita è iniziata con calcio d'inizio dei secondi 45 minuti per il Città di Sant'Agata. Raccomandazioni per Chiarella all'ingresso in campo. È proprio Chiarella che si impossessa del pallone all'interno dell'area di rigore, prolunga la traiettoria. Sarao di testa e poi arriva con la pianta del piede in gioco semi-acrobatico. Russotto che non riesce ad imprimere alla sfera la giusta traiettoria. Facile comunque l'intervento in chiusura da parte di Curtosi. Dicevamo giustamente e dicevano, sottolineiamolo da studio, come i portieri sono stati praticamente inoperosi per tutti i primi 45 minuti e ci chiedevamo cosa potesse fare il Catania per cambiare l'inerzia di una partita che comunque vede la formazione rossazzurra al cospetto della migliore, secondo noi, espressione di calcio finora vista quantomeno allo stadio Angelo Massimino, che è quella che continua a mettere in campo Leo Vanzetto con il Città di Sant'Agata che adesso prova ad avanzare, palla al piede, subito una triangolazione con apertura sulla versante di sinistra del campo per Squillace che avanza, palla al piede, poi l'elastico proprio su quel corridoio con Rapisarda che va praticamente a chiudere, va a dare una mano d'aiuto anche Palermo, prova Chiarella a superare il diretto avversario, arriva Palermo, commette un fallo. Secondo il direttore di gara, anzi no, c'è semplice rimessa con le mani. Giocatore sicuramente più rappresentativo dell'asse di centrocampo, l'ex del Mazzara Calafiore. Per lui comunque ha un curriculum di gol molto importanti. Sono 11, mentre possibilità per il Città di Sant'Agata di rettificare l'uomo che rimetterà il pallone nuovamente in gioco. Gesto paterno da parte di Giovanni Ferraro all'indirizzo di Squillace, il terzino pericolosissimo, terzino di sinistra della formazione allenata da Vanzetto. Su quel fronte invece adesso gioco che si è ribaltato sulla fronte di destra con Lorenzini che prova a liberare l'area, rimpallo sui piedi dell'avversario, si riprende quindi a giocare con una rimessa dal fondo ad opera di Groaz. Partita iniziata da 2 minuti e mezzo, ci siamo lasciati con lo 0-0, ma non soltanto, con scarsissime possibilità per i portieri dall'una all'altra parte di mettersi in mostra, difese blindate ma soprattutto squadre cortissime che stanno riproponendo lo stesso calcio che abbiamo visto giocare nei primi 45 minuti di questa partita. Proteste da parte di Barbara all'indirizzo del direttore di gara, non è la prima volta che succede questo disaccordo tra il terzino di destra della formazione bianco-azzurra e il direttore di gara, ma ovviamente sono soltanto scambi di vedute e di opinioni tra uno di parte e l'altro che invece deve fare l'arbitro. Rizzo di prima intenzione stavolta lascia correre dopo aver fintato l'intervento Squillace, rimessa con le mani, non ci sono movimenti da una panchina e dall'altra, ma Jefferson continua a forzare un po' il riscaldamento e riteniamo che potrebbe essere una delle opzioni principali di questi secondi 45 minuti. Rapisarda, non c'è fallo, dice l'arbitro all'indirizzo di Squillace che larga le braccia come per dire sono stato trattenuto
semplice giocata. Rizzo, il taglio, fase propositiva per Palermo, per poi Sarao. Si era fatto vedere anche Russotto in una posizione più centrale e adesso viene scavalcato costantemente il centrocampo sia da una parte che dall'altra. Il controllo di Lorenzini. La grinta invece in fase offensiva dei giocatori del tecnico Leo Vanzetto, e adesso tecnico rossazzurro che si gira verso la panchina, continua ad osservare il cronometro e c'è una chiamata. Vedremo chi sarà il giocatore prossimamente messo in allerta da parte di Giovanni Ferraro. Lo chiediamo a Marco Carli. Ciccio Lodi è stato chiamato proprio da Ferraro poco fa, è incominciato anche lui la fase di riscaldamento insieme agli altri tre che già si riscaldano dall'inizio della ripresa, vale a dire, lo ripetiamo, Jefferson, Forchignone e De Luca, a cui si è aggiunto anche Lodi in questo momento per il Sant'Agata. I quattro che in questo momento si riscaldano sono Morleo, Scolaro, Napoli e Romano. A te. 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0. C'è il calcio di punizione che batte Bonfiglio, lo batte corto, limite dell'area di rigore, il tempo di calibrare il tiro da parte di Calafiore, che però spalle alla porta perde le misure dei tre legni della porta di Groaz e lancia praticamente all'indirizzo delle Isole Olie, pallone che si perde quindi inesorabilmente sul fondo. Somma scavalca il centrocampo a sportellate. Sarao, che si è visto pochissimo in questa partita, su di lui un controllo quasi millimetrico da parte di Casella, non ha avuto comunque grandi possibilità di movimento proprio per l'aspetto speculare delle due formazioni che nella fase di non possesso vanno praticamente a rinchiudersi tutte quante all'interno della propria metà campo, lasciando soltanto un riferimento offensivo all'interno dell'area di rigore. Attenzione del Catania, il Città di Sant'Agata che prova la manovra, poi un contatto con le mani, l'arbitro si avvede di tutto e comanda il calcio di punizione. Rivediamolo nel momento in cui il pallone viene intercettato proprio da Bonfiglio, l'arbitro fischia, comanda il calcio di punizione a favore del Catania, lo batte Groaz, che dice a tutti quanti i compagni di squadra che sarà un rinvio lungo. Gioca in favore di vento il Catania in questi secondi 45 minuti, anche se sostanzialmente il clima è rimasto particolarmente mite rispetto a quelle che potevano essere le previsioni del tempo ieri sera. Non dico nubifragio, ma tante nuvole, tanta pioggia, fulmini e tuoni qui a Sant'Agata di Militello. Oggi invece il tempo è stato clemente prima dell'inizio di questa partita e durante il match, anzi adesso timido raggio di sole che illumina il green sintetico di ultima generazione dello stadio di Città di Sant'Agata. Gioco fermo, l'arbitro interrompe, redarguisce Palermo, autore del fallo. Si riparte a giocare con un calcio di punizione, si impossessa del pallone proprio Squillace, rimane invece Dolorante per terra. Bonfiglio che comunque si rialza, non ci sono stati traumi particolarmente significativi per il giocatore nato nei giovanili del Palermo, poi transitato dalle parti di Marsala e anche di Trapani. È proprio Bonfiglio che si incarica della battuta del calcio di punizione, chiama lo schema con Squillace. Ci sono 6 giocatori maglia bianca-azzurra all'interno dell'area di rigore del Catania, predominio territoriale in questi primi 8 minuti di secondo tempo da parte della Città di Sant'Agata. Barriera 2 dei giocatori del Catania, si defila e poi pallone che spiove all'indirizzo del palo più distante. La parata di Groaz che praticamente racconta il primo intervento di un portiere in questa partita, che è giunto al minuto 53esimo sul calcio di punizione battuto da Bonfiglio. Poca cosa per quello che ovviamente raccontano i numeri di queste due formazioni, con i 56 gol realizzati dal Catania e 51 dalla Catania. Dai 27 punti raccolti in trasferta la squadra di Ferraro, con 24 reti all'attivo e 7 al passivo, è pronta comunque
la prima sostituzione tra le fila del Catania. Attenzione però perché il Sant'Agata avanza, palla al piede, posizione centrale in postazione di tiro sul versante di destra del campo, il tentativo da parte di Barbara di mettere il pallone al centro, l'ex giocatore del Ragusa, il Trapani, però si trova praticamente la sfera intercettata e questo è il calcio di punizione battuto di prima intenzione di Bonfiglio, che è andato all'indirizzo del 7 di sinistra della porta difesa da Groz. Abbiamo parlato del primo intervento all'8° minuto nel corso di questo secondo tempo e di tutta quanta la partita di un portiere, questo a rappresentare come la gara sia stata finora particolarmente blindata. Tentativo di girata dalla distanza, applausi per Squillace, ed è la prima sostituzione di questa partita. Marco. E arriva proprio il cambio che dicevamo con Forchignone che entra al posto di Chiarella, un under per il Catania. Ti dico che fra poco dovrebbe toccare anche a De Luca al posto di Russotto. Intanto è uscito Chiarella in questo momento, ha fatto il suo ingresso in campo Forchignone. Francamente o si tratta di un affaticamento di Chiarella o altrimenti evidentemente Forchignone durante gli allenamenti ha dato segnali di una nettissima ripresa, ma finora Ferraro ci ha abituato a non sbagliare mai le sostituzioni, quantomeno è un must dall'inizio di questo campionato. Forchignone non riesce a superare lo scontro, poi invece lì in mezzo al campo va ovviamente come al solito con grande autorevolezza Lorenzini, che va poi a recuperare sul portatore di palla, aspetta che Castellini perfezioni il rinvio, Sarao viene anticipato, si lamenta con il direttore di gara, il numero 99 della formazione rossazzurra, ma non c'è fallo su di lui. Abbiamo capito qual è l'indirizzo dell'arbitro di questa partita, che non estrae tantissimi cartellini gialli e soprattutto lascia correre nel dubbio del fallo non fallo, preferisce che comunque la partita prosegua senza interruzioni, tant'è vero che nei primi 45 minuti non sono stati concessi neanche una manciata di secondi di recupero, e questo praticamente la dice lunga su quello che è stata non soltanto la conduzione della partita, ma attenzione all'interno della rigore, il Città di Sant'Agata prova la girata, stavolta Calafiore, palla che viene deviata fortunatamente per il Catania, e tutti ovviamente a rincuorare Calafiore dopo che dall'esterno di destra era stato ancora una volta Barbara l'uscita. Guardate la girata di Calafiore e poi Lorenzini che si è andato praticamente a sacrificare, possibilmente c'era anche un fallo su Lorenzini, ma l'arbitro lo aveva lasciato praticamente correre, sarebbe stato azione valida per il Città di Sant'Agata, quella che però poi è andata a perdersi dopo la deviazione ed il tiro di Calafiore, centrocampista con l'idea costante del gol, così è stata la sua stagione qui alla Città di Sant'Agata. Bandierina di destra, pallone che spiove all'interno della rigore, attenzione perché ancora una volta Calafiore prova all'indirizzo con la destra, ma il guardaline, secondo assistente del direttore di gara, aveva già segnalato la posizione regolare prima che il numero 33 della formazione di casa scoccasse il tiro. E la nona partita ufficiale del girone I dell'arbitro del direttore di gara. Ci sono altre due sostituzioni, Marco. Esatto, quella che vi avevamo preannunciato in precedenza, c'è De Luca per Russotto, esce anche Palermo per il Catania e fa il suo ingresso in campo Cicciolodi, dunque Cicciolodi che si andrà a sistemare al centro con Rizzo che ritorna a fare la mezzala. A te. E quindi ingresso in campo di Giuseppe De Luca al posto di Russotto, esce Palermo ed entra Francesco Lodi, quasi praticamente a voler dare un'idea di contenimento ulteriore alla linea di metà campo della Catania, proprio perché l'inserimento di Lodi scompone quella che è stata finora una delle partite migliori di Rizzo, perché mi è parso aver giocato finora una partita con estrema diligenza. Entra Lodi, a
quel punto probabilmente Rizzo avrà proprio il compito di andarsi a piazzare esclusivamente sulle tracce di Calafiore. Probabilmente potrebbe essere questa la linea di indirizzo da parte del Catania, e Lodi invece andare a cercare invece l'uomo contro uomo nei confronti di Cicirello, che gioca, dicevamo, in una posizione un po' anomala rispetto a quella dell'attaccante puro, partendo dalla distanza, e sembra che sia questo davvero l'indirizzo voluto dal tecnico Giovanni Ferraro, con Lodi che è andato proprio sulle tracce di Cicirello, e con Rizzo che probabilmente sarà il giocatore che avrà il compito di chiudere tutte le linee di passaggio che transitano dai piedi di Calafiore, mentre Jefferson viene praticamente richiamato nuovamente in panchina. Vedremo se soltanto per dismettere la maglia. Chiediamo a Marco Carli, perché Jefferson l'abbiamo rivisto richiamato, forse a quel punto non sarà necessaria questa sostituzione per le indicazioni che possono giungere in questo momento del match, che dall'inizio dei secondi 45 minuti adesso vede il Catania in possesso di palla col pallone che spiova all'interno del rigore. Il gol di Sarao, il gol di Sarao che arriva praticamente quasi in silenzio dopo che Castellini gli ha messo davvero uno spiovente all'interno dell'area di rigore delizioso, con i tempi assolutamente giusti, e Sarao ritorna praticamente prepotentemente al gol. Uno di quei giocatori che ovviamente possono fare la differenza in una partita che sembrava blindata, che sembrava bloccata, e arriva Sarao, tempo di scelta praticamente giusta, e poi cross dalla sinistra che arriva da parte di Castellini. È stato bravissimo Castellini a metterla con i tempi giusti, Sarao farsi trovare all'interno dell'area di rigore dopo lo scambio sulla breve. Castellini che guarda all'interno dell'area di rigore e la mette davvero in maniera perfetta per la testa di Sarao, che ritorna al gol e che sblocca una partita che sembrava davvero blindata sul risultato di 0-0. Tutto parte da una chiamata di Lodi dal cerchio di centrocampo, il taglio sulla versante di sinistra, pallone che poi viene recuperato da Castellini, e il gol che non ti aspetti, perché davvero era il momento migliore da parte della città di Sant'Agata, che adesso prova a mettere in equilibrio nuovamente il risultato, e c'è la sostituzione da parte della Catania al minuto 62esimo. Si fa praticamente caricare Jefferson dopo il gol di Sarao. Evidentemente era andato Jefferson proprio a prendere indicazioni tecniche dalla panchina dopo la lunga fase di riscaldamento che l'aveva visto in maniera costante chiamato nell'intervallo ad accelerare le operazioni di riscaldamento, e adesso c'è la sostituzione tra le fila del Catania. Adesso vedremo chi andrà ad uscire, probabilmente sarà proprio Sarao. Doveva essere questa la sostituzione precedente, e abbiamo detto che finora tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro non sbaglia mai i cambi. Nei minuti dei cambi Forchignone mantiene il pallone all'interno del rettangolo di gioco dopo una lunga rincorsa per oltre 30 metri. Rapisarda, pallone che spiova all'interno del gol del Catania, che arriva con un raddoppio con De Luca, e parlavamo della grandissima intuizione di Giovanni Ferraro, che non ne sbaglia praticamente una. Stavolta è lo spiovente all'interno del rigore, glielo confeziona Rapisarda, pallone che spiove in mezzo dopo che Forchignone aveva mantenuto il pallone all'interno del rettangolo di gioco. Lo scambio sul corto con Rapisarda, guardate, prima Forchignone, poi arriva Rapisarda, lato corto dell'area di rigore, prima del vertice, poi pallone intercettato con De Luca che si fa trovare prontissimo dopo una deviazione da parte di Sarao, che praticamente prolunga la traiettoria del pallone, e a questo punto un doppio assist per questa partita
che è stata quello di Rapisarda e poi quello di Sarao, che prolunga di 1 metro la traiettoria del pallone e mette De Luca nella possibilità di battere ancora una volta al minuto 63esimo con il gol del 2-0 e con De Luca. Incredibili le sostituzioni di Giovanni Ferraro. Abbiamo parlato di una squadra che ha nei cambi la possibilità di cambiare le inerzie di qualunque match, mentre ci sono sostituzioni anche stavolta tra le fila del Città di Sant'Agata. Marco. Sì, allora intanto ti dico che nel Sant'Agata è entrato Morleo al posto di Barbara, dunque esterno destro per esterno destro, quarto, chiamiamolo così, di centrocampo. Morleo, che è sempre stato il titolare, non stava benissimo nelle ultime settimane, che ha ripreso il suo posto. Intanto sta uscendo Sarao per il Catania, l'autore del primo gol dei rossazzurri, con Jefferson al suo posto. Ti dico che poco fa De Luca è andato a prendersi l'abbraccio di Emanuele Catania in panchina, e anche quello di Palermo subito dopo il gol del 2-0. Ti dico anche che Jefferson, prima che del gol dell'1-0, era praticamente pronto per entrare, si è atteso un pochettino e è arrivato il gol di Sarao. Incredibile poi le sliding doors della vita, quando ti capitano poi determinate situazioni, scelte di uomini e scelte di tempi che premiano ancora una volta il tecnico Giovanni Ferraro, che ovviamente ha nelle capacità dei cambi e soprattutto negli uomini a disposizione la possibilità di cambiare le inerzie di qualunque partita. Nulla di strano che questa formazione abbia davvero un distacco notevolissimo dalla seconda e adesso anche dalla terza, che si prolunga per 2-0. Tutto si è sviluppato nei secondi 45 minuti di questo match e di questa partita, tra il 60esimo con il gol di Sarao e il 63esimo con assist che sono spiovuti da una parte all'altra del campo. Il primo da parte di Castellini dal versante di sinistra, il secondo dalla Pisarda, la correzione di Sarao e la girata di De Luca hanno praticamente confezionato in un flash quelle che sono state le due azioni che stanno piegando adesso i giocatori del Città di Sant'Agata. Anche l'inserimento di Francesco Lori, che è stato l'autore del primo tocco a smarcare nella posizione di esterno di sinistro Castellini, partecipato all'azione del gol, ed è di tutta evidenza di come ovviamente Ferraro conosca benissimo quelle che sono le capacità dei suoi uomini, abbia dosato anche i tempi degli inserimenti all'interno del terreno di gioco. Uscito Sarao dopo il gol, non felicissimo ovviamente della sostituzione dopo aver realizzato il gol che ha sbloccato questa partita, ma anche in questo caso è di tutta evidenza che le scelte tecniche hanno un criterio non solo emotivo ma sicuramente tecnico-tattico, e quindi queste erano già le decisioni prese prima del gol dell'1-0 e quelle che sono state rispettate nel corso di questa partita. Ovviamente 650 tifosi della Catania al cospetto della squadra che illustra finora il miglior calcio di questo campionato, all'interno ovviamente di un rettangolo di gioco che ha visto la Città di Sant'Agata piegato solo in 3 circostanze. Groaz esce con i piedi, ottima la scelta di tempo, e poi ovviamente l'incoraggiamento da parte di Lorenzini, che si complimenta con il giovanissimo compagno di squadra, e pensare che nei secondi 45 minuti proprio sul calcio di punizione battuto all'8° minuto da parte di Bonfiglio c'era stato il primo intervento significativo di questa partita di Alessandro Groaz, che non si era fatto praticamente trovare impreparato sul calcio di punizione battuto all'indirizzo del palo più distante, uscito con ottima scelta di tempo all'interno della propria area di porta ad anticipare anche i probabili interventi dei giocatori più avanzati della formazione biancazzurra. Città di Sant'Agata che ha retto con argini particolarmente alti e
anche tecnicamente ben collaudati per tutti i primi 45 minuti, poi Ferraro ha scompaginato un po' i numeri e anche gli equilibri lì in mezzo al campo, inserendo Lodi, dando ovviamente sostanza al fronte esterno con l'inserimento di De Luca, pronti e via, arrivato al gol dopo che Sarao aveva invece realizzato la prima marcatura della Catania. Ancora De Luca chiamato in causa, adesso Jefferson gioca un calcio diverso il Catania insieme a Jefferson, e poi Rapisarda, la botta dalla distanza, sempre con Vitale, la botta dalla distanza del vice capitano del Catania che impegna in uscita Curtosi, e proprio Rizzo che prova a mettere la botta dalla botta dal limite con Jefferson adesso con i piedi, la respinta da parte di Curtosi, poi pallone che viene allontanato, era Rizzo ovviamente l'autore del tiro, numero 18 e vice capitano della formazione rossazzurra. Somma adesso scambia con proprio Rapisarda, si trovava sull'altro versante del rettangolo di gioco. Somma, Lorenzini, corto per Castellini, adesso cambia praticamente la dinamica del centrocampo del Catania e adesso deve giocare un'altra partita ovviamente il Città di Sant'Agata, facendo comunque attenzione a non lasciare spazi. Forghignone, scambio per Rapisarda che rincorre il pallone, commette fallo, il numero 5 della formazione rossazzurra. L'arbitro ferma giustamente il gioco, comanda il calcio di punizione a favore della Città di Sant'Agata. Solito movimento di Calafiore, grande attenzione la sua dall'inizio di questa partita, ma non è bastato perché il Catania nell'arco di pochi minuti nel secondo tempo, tra il 60esimo e il 63esimo, ha realizzato un bruciante 1-2 che finora sembra avere piegato anche la reattività della Città di Sant'Agata. All'indietro gioca Casella all'indirizzo di Curtosi, poi pressing da parte di Forchignone. Jefferson, lo scambio con Forchignone, si fa vedere Vitale sulla traiettoria del pallone, arriva poi Città di Sant'Agata che prova a lanciare lungo l'auto di destra del campo, movimento da parte di Cicirello che non viene raggiunto dalla pallone. Lodi diventa un'ulteriore diga all'altezza della linea mediana del campo, posizione più arretrata, con Rizzo che invece ha la possibilità di sganciarsi più avanti, lo avevamo visto sul tiro precedentemente intercettato da parte di Curtosi. Rapisarda, insomma lo scambio in mezzo al terreno di gioco con il movimento di Forchignone, adesso a rientrare sulla linea dei centrocampisti più arretrati, stessa latitudine di Rizzo, invece Catania che adesso gioca con tranquillità. Francesco Lodi per Vitale, ancora Vitale Lodi, Lodi mette un pallone in profondità, non ci arriva né Jefferson né De Luca, autore del secondo gol. Adesso c'è pronta una sostituzione tra le fila della Città di Sant'Agata, vedremo chi sarà chiamato a rientrare, lo chiediamo a Marco Carli. Entra Romano per il Sant'Agata al posto del capitano Giorgio Cicirello con il numero 7, attenta. Catania che con Jefferson prova il tocco ad effetto, con Forchignone che prova il tocco ad effetto con il destro, si era fatto vedere Jefferson all'interno dell'area di rigore, Forchignone ci ha provato, pallone che è andato dritto per dritto, poteva probabilmente tentare anche una traiettoria a giro, e questa è la sostituzione ed esce Cicirello, al suo posto un'ala destra che è Vincenzo Romano. Vedremo come andrà
a schierarsi il giocatore classe 2001 della formazione del Città di Sant'Agata, va proprio sulla corsia di destra, quindi cambia anche il movimento offensivo da parte dei giocatori della Città di Sant'Agata, che mettono in posizione sicuramente più avanzata e più centrale Vincenzo Vitale, e adesso vedremo anche Bonfiglio se partirà in posizione leggermente più arretrata a prendere quello che poteva essere il posto di Giorgio Cicirello nei primi 45 minuti e fino al momento della sostituzione. Il Catania che ovviamente ne approfitta proprio perché il Città di Sant'Agata non trova più il tempo del pressing. Catania che ha sempre grande libertà nel girare il pallone quando è in possesso di palla. Città di Sant'Agata che lascia davanti soltanto Vitale, mentre si era fatto vedere Rapisarda. Non si sono intesi lì con Forchignone. Recuperano quindi giocatori e squadra di casa. Adesso il Catania con De Luca, lo scambio con Jefferson, Lodi, apertura poi per Vitale rossazzurro, Rizzo, Rapisarda sul versante di destra del campo, chiuso nel tentativo di mettere il pallone al centro da Squillace, rimessa con le mani. E adesso dalla panchina ovviamente del Città di Sant'Agata le indicazioni che giungono da Leo Vanzetto sono ovviamente quelle di incoraggiare la squadra, di mantenere le distanze. Jefferson è lui a toccare per ultimo il pallone, rimessa con le mani consegnata quindi al Città di Sant'Agata, che però non trova più neanche i tempi dei passaggi più elementari. Insomma, per Lorenzini ovviamente una doccia fredda, l'1-2 rifilato dalla Catania nell'arco di 3 minuti. Vitale, cerchio di centrocampo tutto libero per lui, Vitale avanza, palla al piede con la possibilità per il tiro centrale da parte di Jefferson, che viene parato comunque in maniera facile da parte di Curtosi. Si è lamentato Jefferson, ma francamente c'era poco da dire. Ancora all'indirizzo del direttore di gara. Che succede, Marco? Perché vedo particolarmente nervoso tecnico del Catania, direttore di gara che parla adesso all'indirizzo di Forchignone. Che succede, Marco? Allora, la discussione di prima che vedevi tu era fra Jefferson e Rapisarda. Sulla conclusione Rapisarda cercava e chiedeva il pallone in quel momento, mentre ci sono due sostituzioni fra poco alle viste per la squadra di casa. Scaramucce poco fa, insomma, per un contrasto qui sulla fascia laterale, mentre Vanzetto si lamenta un po' con i suoi, dice di ritrovare un pochettino le distanze, perché insomma il Sant'Agata sembra aver perso un pochettino le misure in questa fase della partita, tanto è vero che Ferraro dice ai suoi di usare la calma quando il pallone soprattutto è vicino alla linea arretrata, dice di far circolare la palla da destra a sinistra, perché tanto poi un'occasione la si trova. In effetti le occasioni precedenti di De Luca e Jefferson parlano chiaro in questo caso. Anche indicazioni per Lodi, dice fai la giocata più semplice, non forzare. Forchignone adesso, fallo su di lui, fallo sul numero 11 della formazione rossazzurra. Si era fatto vedere Rizzo in seconda battuta sul movimento offensivo dell'esterno di destra della Catania. Il calcio di punizione lo batterà Lodi, si fa vedere anche Rapisarda sul punto di battuta, c'è anche Rizzo, i tre praticamente parlano, tutti avrebbero intenzione di battere questo calcio di punizione. Si defila Rapisarda, si defila anche Rizzo, si defila De Luca e ovviamente da quella mattonella lo batte Lodi. Potrebbe indirizzare il pallone direttamente sulla sette di destra della porta difesa da Curtosi. Secondo me Francesco Lodi ci pensa a mettere un pallone dritto per dritto all'interno dell'area di rigore all'indirizzo del 7 di destra, tant'è vero che Curtosi da coprire proprio su quel palo piuttosto che lo schema accarezza Francesco Lodi, l'idea di un gol direttamente su calcio piazzato che non realizza ormai da qualche tempo. Prova con il sinistro, lo spiovente, uscita con i piedi da parte, con i pugni da parte di Curtosi, che si trova proprio sulla traiettoria del lancio di Francesco Lodi. Esce con i pugni e con
grande attenzione, allontana il pericolo prima che comunque la sfera potesse essere intercettata da quella posazione da De Luca. Ovviamente non è altissimo, ma è comunque in grado di poter sbucare in qualunque parte del terreno di gioco. I minuti ne sono trascorsi 79, ci accingiamo agli ultimi 10 minuti di questa partita che il Catania nei secondi 45 sta dominando. Aspetto emozionale che è praticamente cambiato, l'euforia del primo tempo e anche la tenuta psicologica della città di Sant'Agata colpo per colpo, che per tutto il primo tempo non aveva permesso né al Catania neanche al città di Sant'Agata di farsi vivo dalle parti di Groaz e di Curtosi, è stata spezzata dai cambi della formazione rossa-azzurra e soprattutto dai 2 gol che sono arrivati dalle 2 corsie sinistra e destra della Catania, che hanno sbandato la formazione di Vanzetto. Marco Carli, 2 sostituzioni per il città di Sant'Agata. I cambi per Vanzetto che si sbracciava poco fa proprio per richiamare l'attenzione dell'arbitro per effettuare queste 2 sostituzioni. Entra Napoli con il numero 4, esce Brunetti, era il dubbio di inizio partita per quanto riguarda la chiave difensiva. E poi entra anche Scolaro al posto di Marcellino, altro dubbio che non c'è stato fino alla fase proprio immediatamente precedente alla partita, ma era un ballottaggio su cui insomma Vanzetto era particolarmente attento durante la settimana. Inserimento quindi di Gianluca Napoli, che è un difensore centrale. Abbiamo parlato pure dell'inserimento da parte di Scolaro, che invece è un centrocampista centrale, non cambia poi granché nella dinamica della partita giocata da parte della città di Sant'Agata. Sul piano tattico sono cambi che in un certo qual senso possono sovrapporsi, proprio perché si tratta di un cambio pezzo per pezzo, uomo per uomo, un difensore per un difensore, un centrocampista centrale per un altro centrocampista. Ovviamente quelle che sono le capacità di cambiare la partita in corso cambiano tra Catania e città di Sant'Agata. Basta guardare le 2 panchine, capire cosa ha a disposizione tecnico Ferraro, che però riesce ad amministrare e dosare le sostituzioni sempre con particolare ordine e soprattutto in maniera che poi chi entra in campo trova davvero la possibilità di dare quella marcia in più, il cambio alla partita. Forchignone, Lodi, De Luca, e adesso manca praticamente la giocata importante da parte di Jefferson, ma prima di lui Francesco Lodi ha realizzato il gol dell'1-0. Città di Sant'Agata con Squillace, palla che viene praticamente calciata a pali spenti senza grande attenzione da parte di Romano. Si perde abbondantemente alta sulla traversa la porta difesa da Groaz, chiamato soltanto ad un intervento importante in questi secondi 45 minuti. Tutto il resto è stato ovviamente carico di lavoro che ha espresso in maniera sicuramente migliore il Catania, forte poi della prima marcatura, poi del raddoppio a distanza di pochissimi minuti. Il Catania che, ricordiamo, insegue un risultato storico. Forchignone guadagna un pallone, lo scambio con Jefferson, pallone che transita all'interno dell'area di porta, la parata da parte di Curtosi in 2 tempi, ma ancora il Catania che prova con la verve anche di De Luca, che si era praticamente ritrovato facendo un taglio di campo da sinistra a destra, adesso ritorna nella sua posizione di sinistro. Buono anche l'inserimento in campo di Forchignone, giocatore che comunque sta cercando di dare quanto di meglio possibile. Ospite in trasmissione la settimana scorsa da noi, ha detto di trovarsi e di volere ritrovare il migliore stato di forma. Pallone pericolosissimo all'interno dell'area di rigore del Catania, tutti lo controllano, nessuno comunque riesce ad intercettarlo sotto gli occhi di Groaz e soprattutto sotto la linea difensiva, tra le più imbattute di questo campionato, e continua il città di Sant'Agata a dimostrare di essere formazione che in casa non ama le mezze misure, quantomeno per quello che abbiamo visto. Pareggio nel
primo tempo, ma qua dentro o si vince o si perde. Ovviamente il Città di Sant'Agata le ha vinte quasi tutte, ne ha perse soltanto 3 dall'inizio di questo campionato, 3 sconfitte con la San Cataldese, con il Real Aversa e con il Trapani. Poi sono state tutte quante vittorie da una formazione che ha praticamente vinto 10 volte all'interno dello stadio Biagio Fresina, dando davvero pochissimi scampi agli avversari e che soprattutto nell'arco delle ultime giornate di campionato aveva inanellato una serie di risultati davvero incredibili, vincendo le ultime 4, battendo in casa il Ragusa per 1-0, andando a vincere a San Luca, 3 gol rifilati a Licata all'interno di questo stadio, e poi a Vibo Valencia vincendo con un risultato rocambolesco di 3-2. C'è un altro avvicendamento pronto tra le fila della Città di Sant'Agata, mentre il Catania insegue un record importante, quantomeno eguagliare quello delle 10 vittorie consecutive che ha appartenuto e finora appartiene ad Angelo Busetta. Potrebbe essere eguagliato alla fine di questa partita, mentre con il gol di oggi Sarao arriva praticamente a quota 6 gol, e queste sono praticamente, aggiorniamo l'elenco delle marcature della Catania: 6° gol per Sarao e il 7° gol per De Luca. Jefferson rimane invece il marcatore di maggiore riferimento offensivo della Catania, finora 7 gol eguagliati oggi con il gol di De Luca, e Marco Cardi che invece ci parla della sostituzione tra la Città di Sant'Agata. Sostituzione che avviene in questo momento con Balesini, che entra in campo, classe 2003, ed entra al posto dell'altro 2003 Duli per quanto riguarda il Sant'Agata. È la quinta sostituzione, mentre vi ricordiamo che anche il Catania dovrebbe o potrebbe operare la quinta sostituzione. Sembra che la scelta sia caduta su Pedicone, che in questo momento continua il suo riscaldamento insieme, per la verità, anche a Boccia. C'era poco fa anche Giovinco, che però è tornato in panchina. Mancano praticamente 3 minuti alla fine di questa partita. Il Locri sta vincendo per 1-0, anzi è finita con la partita ormai conclusa. Rimane pertanto invariato il distacco dalla seconda in classifica. Si allunga invece il distacco, a questo punto si allungherebbe il distacco rispetto alla terza, che è proprio il Città di Sant'Agata, ma ovviamente per chi aspetta ancora il conforto della matematica, questo conforto della matematica con questo duello a distanza siderale, però rimane comunque l'unico duello che può essere compatibile con questo campionato stravinto dalla Catania, o comunque in ogni caso stravinto sul rettangolo di gioco. Adesso soltanto la matematica non ci permette di capire il TSA quando praticamente si verificherà la possibilità di avere uno slot matematico per la promozione in Serie C, mentre uno spiovente all'interno dell'area di rigore, palla che però viene intercettata in posizione irregolare, e l'arbitro ferma il gioco su indicazione del suo secondo assistente. Si fanno sentire ovviamente i tifosi della Catania, forti di una vittoria ancora muscolare ma anche tattica della Catania, sulla migliore delle formazioni che ovviamente la Catania ha affrontato nel girone d'andata e che ha dimostrato nel proseguo di questo campionato. Vi abbiamo parlato di quello che è stato il cammino della Città di Sant'Agata prima di questa partita, abbiamo parlato di 4 vittorie, ma è il secondo posto della classifica del girone di ritorno, 19 punti in 8 partite, e in casa ha segnato più gol del Catania. Pensate che prima di questa partita aveva segnato 34 gol all'interno delle mura amiche,
Catania ne aveva segnate uno in meno. Questo comunque a dimostrare come la tenuta della chiave difensiva del Catania sia davvero una specie di cassaforte ermetica. Ma attenzione, Città di Sant'Agata all'interno dell'area di rigore, Lorenzini va ancora una volta a chiudere con grandissima diligenza tattica, poi secondo assistente che alza ancora una volta la bandierina e Lorenzini ovviamente si guadagna il primo piano delle nostre telecamere quando manca praticamente meno di un minuto alla fine di questa partita, e potrebbe esserci anche la possibilità per Alessio Pedicone di entrare in campo. Lo chiedo a Marco Carli perché mi è parso che proprio lui ad essere chiamato verso la panchina dopo la fase di riscaldamento. E proprio così, come ti anticipavo in precedenza, la scelta è per Pedicone. Fra poco sarà sollevata anche la lavagnetta con i minuti di recupero, ti anticipo saranno 3, per cui nel caso Pedicone avrà l'opportunità appunto di giocare questi ultimi scampoli di partita. 3 i minuti di recupero. Grazie. Allora Marco Lavagnetta, che adesso viene tirata su dall'assistente. 3 minuti di recupero con una Catania che comunque ha dominato in tutto il secondo tempo rispetto ad una Sant'Agata che adesso si difende come meglio non può. C'è probabilmente un fallo di mani. Vitale vorrebbe l'attenzione del direttore di gara perché Calafiore ha allargato il braccio all'interno dell'area di rigore. Rivediamo un attimo questa azione, guardate, Vitale, pallone che rimbalza alle parti di Calafiore e sì, sì, pallone che viene probabilmente accarezzato mentre esce Vitale ed entra Pedicone, così come ci aveva giustamente, correttamente, attentamente informato Marco Carli. Vitale primo tempo così e così, poi nei secondi 45 minuti invece, dopo l'assetto tattico modificato da Ferraro con l'inserimento di Lodi, assolutamente chirurgica la scelta di Ferraro nelle indicazioni, ha praticamente chiuso l'ispiratore della manovra lì in mezzo al campo della Città di Sant'Agata. L'inserimento di Lodi ha permesso a Rizzo di muoversi in posizione più avanzata, andando tra l'altro invece a chiudere su Calafiore, e lì praticamente si sono spente le velleità della Città di Sant'Agata, vanificate tra l'altro dal gol e altro gol del Catania nell'intervallo di 3 minuti. Jefferson commette un fallo, l'arbitro se ne accorge, è tutto grasso che cola, nel senso che già trascorso un minuto e mezzo prima di quello che sarà il triplice fischio del direttore di gara, con quello che ormai si profila come il 10° successo consecutivo in un campionato del Catania, mentre il Città di Sant'Agata prova adesso con pallone che viene invece intercettato dall'ottimo Somma, giocatore che a me piace sempre di più, domenica dopo domenica dimostra di essere uno di quelli che potrebbe anche in un certo qual senso restare anche la prossima stagione, perché qui si apre adesso un ragionamento su quelle che possono essere le scelte. Insomma, è partito a fari spenti, mentre Rapisarda non commette fallo all'interno del rigore. C'è il gol della Città di Sant'Agata che praticamente si prende gli onori a tempo quasi scaduto di mettere palla in fondo al sacco, e anche qui le sostituzioni sono state importanti perché Scolaro mette il pallone per il risultato di 2-1. Inquadratura, e ovviamente Scolaro, guardate, prima il controllo di Scolaro, Pedicone se lo perde per un attimo e poi Scolaro va di giustezza a chiudere sull'unico varco possibile. Partita che in un certo qual senso rischiamo di poter riaprire. Jefferson all'interno dell'area di rigore, c'è fallo e calcio di punizione dal limite. Jefferson si è tuffato all'interno dell'area di rigore, ma a questo punto ci sarà un extra time di un altro minuto e mi pare anche in un certo qual senso, non dico giusto, ma ci può stare anche il gol della Città di Sant'Agata.
Pedicone si è fatto praticamente superare e qui bisogna entrare sempre con la massima concentrazione, con la massima attenzione e ovviamente circostanza che è un 2002 mentre c'è il calcio di punizione battuto da Francesco Lodi. La partita in questo istante è finita con il risultato di 2-1